L'ho visto che era in difficoltà perché lui era caduto dal questo coso gonfiabile. Ci provava già da 10 minuti a salire così, era stanco, non era colpa sua. Poi l'ultima volta, cioè ha provato un'ultima volta, il gommone è andato via perché lo ha spinto e lui è caduto e lì, vabbè, ho detto di- che ci ho provato almeno, non so. Lo sguardo perso nel vuoto di Judith racconta più di ogni parola lo shock di una giornata passata nell'arco di pochi secondi dalla spensieratezza alla tragedia. Sono le 5:30 di un pomeriggio di sole ferragostano sulle sponde del lago Morto. Andrei e Judith sono con altri due amici arrivati da Mestre per un po' di refrigerio. La ragazza tenta il tutto per tutto buttandosi in acqua. Ma erano tipo 15, 20 tipo. Io ero già a 10, capito? Ero già arrivata a 10 metri, ma poi quando ho visto che ha affogato lì non potevo più fare niente. Quando parte il primo allarme, scatta la mobilitazione, arrivano gli operatori del SUEM, poco dopo i vigili del fuoco che cominciano a perlustrare lo specchio d'acqua palmo a palmo. Lo fanno dall'alto con l'elicottero, ma soprattutto scandagliando le fredde acque del lago con il nucleo sommozzatori. Nel frattempo i carabinieri di Vittorio Veneto parlano con i ragazzi e visionano gli zaini. Verso le 9 della sera si chiedono rinforzi. Le operazioni subacquee sono complesse, la battimetria del lago è assolutamente irregolare. Abbiamo cominciato a scandagliare il lago dai 10 metri di profondità e siamo arrivati fino ai 25, ma il lago va giù fino a più di 50 metri. Richiederemo anche il supporto tecnologico di strumenti subacquei robotici. E c'è chi, come Dimitri da Belluno, fa una segnalazione: ogni elemento può essere utile. Per ora abbiamo visto solo un puntino, quindi non sappiamo effettivamente se sia il corpo o meno, quindi non giungo a conclusioni affrettate. Anche la comunità di Nove assiste alle operazioni, qualcuno riporta esperienze passate, quel lago dove c'è il divieto di balneazione non perdona. In più abbiamo le turbine che in continuazione buttano fuori acqua fredda e non rimane mai, non si scalda l'acqua qua. Ci sono state delle pecore che praticamente sono andate a finire dentro il lago e non c'è stato niente da fare, sono praticamente aspirate dalle turbine, sono andate sulle grate, le abbiamo portate fuori da là e così è stata un'avventura, sì, di un dispiacere. Con il buio le speranze si fanno ancora più flebili, restano le luci dei sommozzatori. Doveva essere molto tranquillo. Noi non abbiamo anche bevuto niente, proprio era tranquillo lì con la musica e basta, capito? Molto tranquillo, molto. Non doveva succedere niente, eravamo lì tranquilli ad ascoltare musica. Niente previsto.